La squadra locale del Bibione Mare Volley, in maglia gialla, schiera Mauro Salvatore alzatore, Cristian Stopar opposto, il capitano Giulio Tonon e Giovanni Quarti schiacciatori, Cristian Zorat e Marco Manzano centrali, Alberto Chete libero. Il primo allenatore è Fabrizio Marchesini, il secondo Mario Del Frate. Gli ospiti del Simeonato Serramenti Silvolley, in divisa bianco-nera, allenati da Luciano Sturam e Paolo Filippi, giocano con Milo Zanardo alzatore, Alessandro Bellini opposto, Alberto Bellini e Marco De Palo schiacciatori, il capitano Omar Squizzato e Nicola Campagnaro centrali, Denis Geremia libero. I primi scambi vedono le due squadre in perfetto equilibrio fino al 5 pari. Il Bibione sfrutta efficacemente il gioco al centro con Zorat e Manzano in bella evidenza. Giovanni Quarti scalda subito il braccio, dando la carica ai ragazzi in giallo, che guadagnano il primo break portandosi sul 9-6, incrementando poi il vantaggio sul 14-10. I veneziani prendono il controllo del gioco, supportati dal buon lavoro del muro, dalle alzate precise di Salvatore e dai contrattacchi micidiali di Stopar e Quarti. Il Silvolley fatica in ricezione e stenta in attacco, riuscendo a passare da posto 4 con Alberto Bellini. Capitan Squizzato, con 2 muri vincenti consecutivi su Zorat, riapre il set, avvicinando gli ospiti a -2 sul 19-17, ma nella fase cruciale i ragazzi di Luciano Sturam commettono troppe imprecisioni e infrazioni. E il Bibione allunga nuovamente, andando a vincere la prima frazione per 25-20 col servizio punto in jump float di Giulio Tonon. Avvio della ripresa sulla falsa riga del primo set, con i due sestetti separati al massimo da 2 punti. Il Bibione continua a sfruttare l'ottimo rendimento in attacco di Quarti e il positivo contributo di Stopar, ma il Silvolley c'è a muro e va a segno in attacco con Alberto e Alessandro Bellini. Non sparacchiamo sulla parallela, va bene, non sparacchiamo perché sono tutti lì, il posto è lì. Però per chiudere perché uno a uno la butta le mani. Sì, va muro, ma si arriva. I padovani attraversano un buon momento, riuscendo a contrastare meglio le azioni avversarie. La lotta prosegue intensa ed emozionante fin sul 13-12 per i locali, quando l'incontenibile Quarti, Zorat e l'ottimo Manzano infliggono agli ospiti un break di 4 punti, proiettando il Bibione sul 17-12. Il Silvolley accusa il colpo, sente la pressione del muro avversario, sbagliando in attacco con Alessandro Bellini, sostituito da Stefano Rossetto. Gli ospiti tentano il recupero passando con De Palo e Alberto Bellini, ma il finale è tutto in discesa per il Bibione, che gestisce con lucidità incrementando ancora il vantaggio sul 23-15. Il comodo margine permette ai locali di assorbire senza danni la munizione a Quarti per proteste. I punti conclusivi arrivano con l'attacco vincente da seconda linea del valido Stopar e con la battuta in rete di Zanardo, che fissa il finale del secondo parziale sul 25-19 per il Bibione Mare Volley. All'inizio del terzo set il trend dell'incontro si inverte bruscamente. I ripetuti errori in attacco del Bibione danno ossigeno ai padovani, che si portano in vantaggio sul 4-1, andando al primo timeout tecnico sull'8-5. I ragazzi di Fabrizio Marchesini riescono a limitare il gap a 3 punti, non lasciando scappar via gli ospiti. Poi, sostenuti da Tonon e Quarti, superano il passaggio a vuoto accorciando progressivamente il passivo. Il Silvolley attraversa il suo momento migliore, riuscendo a ricevere e ad attaccare con continuità. Accanto alla buona prova di Alberto Bellini, il più efficace dei padovani con 14 punti all'attivo, confortante prestazione anche per l'altra banda Ermanno Bedin, subentrato a Marco De Palo. I locali tuttavia rispondono colpo su colpo con le terrificanti bordate di Quarti e Stopar. Nel Bibione Andrea Radin entra al posto di Tonon. Un contrattacco vincente di Giovanni Quarti completa la rimonta dei padroni di casa che agganciano il Silvolley sul 16 pari.
Segue il nuovo vantaggio degli ospiti sul 18-16, ma l'implacabile Zorat va a segno con 2 attacchi dal centro, ristabilendo la parità sul 19-19. Sulla seconda hai saltato l'intagliato, poi hai saltato doverso. Invece devi cercare di muoverti e di mettergli le mani di là. Va bene? L'intensità agonistica tocca il culmine nello scorcio finale della terza frazione, proponendo un serrato e prolungato punto a punto. Al primo tempo vincente di Marco Bugin risponde Giovanni Quarti, proiettando il Bibione sul 24-23. Gli ospiti lottano caparbiamente, riuscendo ad annullare ben 4 match point grazie alle potenti conclusioni di Bedin e Alberto Bellini, ma si devono arrendere al micidiale primo tempo di Zorat. L'attacco errato di Bellini chiude sul 29-27 il terzo set dell'incontro, decretando la vittoria del Bibione Mare Volley. Purtroppo abbiamo risentito di una settimana molto difficile dove non siamo mai riusciti ad allenarci bene e tutti assieme. Mancava il nostro palleggiatore, molto importante per noi. Loro al contrario hanno fatto una grande partita, soprattutto in difesa e a muro, e alla fine l'hanno spuntata. Non abbiamo mai potuto provare la squadra in questa settimana e durante la partita si sono viste delle difficoltà. Loro sono stati molto bravi, hanno difeso tutti i palloni, sono stati molto bravi, in particolare Giovanni Quarti che oggi era infermabile. Noi ci avevamo provato, peccato, l'ultimo set potevamo portarlo a casa e poi magari aprire la partita. Dovremmo molto meditare perché l'atteggiamento è stato estremamente negativo, al di là delle difficoltà tecniche e tattiche durante l'arco della partita. Abbiamo cercato di reagire soltanto nel terzo set e comunque in maniera discontinua e non tale da poter affrontare un campionato di B1, da riprendere il cammino in un campionato di B1 come questo. Speriamo sia trattato di un episodio e speriamo soprattutto che gli aspetti negativi che abbiamo evidenziato durante questa partita possano trovare soluzione nell'ambito dell'allenamento. Volevamo i 3 punti a tutti i costi, è andata bene, partire dalla ricezione e in attacco abbiamo fatto qualche passo avanti rispetto alle ultime prestazioni. Poi siamo molto contenti appunto per l'importanza della partita, visto che era un derby e volevamo avvicinarci a loro che ce li avevamo a -5, adesso a -2 possiamo anche provare a un piccolo sorpasso. Ovviamente sono molto contento di questa vittoria, ci tenevamo particolarmente, penso che l'abbiamo dimostrato in campo con un gioco aggressivo fin dall'inizio, organizzato e soprattutto ordinato. Nell'ultimo periodo eravamo andati incontro a qualche infortunio e siamo riusciti a rimediare con prestazioni dei sostituti in maniera perfetta e ovviamente sono contento della mia prestazione che è andata abbastanza bene e con la quale sono riuscito, diciamo, un po' a tenere l'attenzione alta nei confronti di tutta la squadra. Loro hanno un po' pagato l'assenza del palleggiatore titolare, ma non perché il secondo fosse meno bravo, ma si creano degli automatismi in squadra che è difficile togliere, ecco, specialmente con i palleggiatori, è una cosa che stiamo provando anche noi quest'anno. Sono soddisfatto del risultato, non pensavo mai più di vincere 3-0, abbiamo avuto una settimana tribolata, ma comunque non ha pesato più di tanto sul risultato della partita. Sono contento della prestazione è perché stiamo pian pianino diventando una squadra solida, difficile da battere, cosa che non era fino a un paio di mesi fa. Questo era l'intento, arrivare a salvarsi, e questo significa essere un po' più che salvi e questa è una bella soddisfazione. Io ringrazio tutti i ragazzi che sono stati veramente bravi, si sono tanto dati da fare in tutta la stagione, si sono impegnati, gli allenatori che hanno dato tanto, e questa è la più bella soddisfazione, arrivare a fine girone di andata, a metà classifica, con un punteggio che rasserena.